Questa mostra è dedicata a un reporter, un fotografo di set cinematografici, si chiama Brian Emil. Lui ha lavorato a partire dagli anni 70 in alcune delle produzioni più importanti eseguite ad Hollywood e in particolare ha ripreso almeno 20 dei film più importanti di Woody Allen. I due, sia Brian Emil che Woody Allen, sono nati a New York, amano New York e da qui il titolo della mostra è Love New York, e la mostra ci presenta una New York in pratica inventata in un certo senso, soprattutto nei set di Woody Allen. Woody Allen inventa una città che è quella che ama a partire dagli anni 30 e gli anni 40, quando vede i film più importanti di Hollywood e vuole riprodurre questo mondo all'interno delle sue pellicole. L'immagine che abbiamo scelto per la mostra rappresenta Woody Allen e Diane Keaton di notte, alle 4 di notte, davanti ad uno dei ponti di New York, il Queensboro Bridge. E Woody Allen recita una frase molto importante che testimonia proprio tutto il suo amore per la sua città e dice: questa è una città fantastica, importante, è inutile pensare ai giudizi che gli altri danno, per me è veramente la città più importante del mondo. Ecco, quindi chiaramente la mostra racconta l'amore di Woody Allen per New York e chiaramente anche l'amore di Brian Emil per la Grande Mela. Io sono Vittoria Mainoldi di Ono Arte Contemporanea, curo questa mostra insieme al mio collega Maurizio Guidoni e questa è la quarta volta che abbiamo il piacere di collaborare con Mantova Outlet Village, con Land of Fashion. Questa volta appunto ci concentriamo sul cinema con uno dei più grandi nomi del cinema. Noi infatti come Ono Arte ci occupiamo di cultura popolare attraverso la fotografia, quindi rappresentiamo fotografi internazionali qui in Italia e portiamo le loro mostre in spazi commerciali e non. È sempre una sfida lavorare in spazi diversi dal nostro, che siamo un piccolo spazio commerciale e qui siamo contenti di riuscire a farlo con successo anche di pubblico, direi, dal numero di persone. Scatti di grandi attori oltre a Woody Allen dell'epoca, quindi De Niro piuttosto che un giovanissimo Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Sharon Stone, Al Pacino e tantissimi altri protagonisti di quell'epoca newyorkese. È ad ingresso gratuito, inizia oggi, domenica 18 febbraio e proseguirà fino al 22 di aprile.